Eccoci qua, secondo appuntamento con Agostino Molomo, il presidente di Confartigianato del Veneto. In questa puntata cercheremo di dare anche un peso politico, insomma, alla presenza del mondo artigiano nell'economia e nella società del Veneto. Infatti il titolo è "Ma quanto conta il Veneto?" ed è stato anche oggetto di un recente incontro con il presidente nazionale di Confartigianato. Per dare alcuni dati, seppur rapidamente, le imprese artigiane nel Veneto rappresentano il 26,5% delle imprese complessive. Per quanto riguarda in particolare Confartigianato, a livello nazionale, tra l'altro, le imprese artigiane venete rappresentano quasi il 10% del comparto e Confartigianato del Veneto rappresenta il 20% del Confartigianato nazionale, quindi insomma una realtà importante. Tra l'altro ricordo che, se non vado errato, Vicenza è la più grande associazione artigiani d'Italia. Detto ciò, al Presidente viene subito da chiedere se questo peso economico poi lo trova riscontro, insomma, nella attenzione politica, definiamola in questa maniera. Beh, l'attenzione politica interna sicuramente sì, poi è chiaro che il ruolo regionale e nazionale è un ruolo di sintesi rispetto ai bisogni territoriali, però nella catena della rappresentanza sono le territoriali che tutti i giorni incontrano imprese e con loro condividono le loro gioie, che ci raccontano poco, e le loro rogne, che invece ci raccontano molto bene tutti i giorni sui nostri sportelli che abbiamo sparsi in tutto il territorio, perché abbiamo una rete importante su ogni territoriale, praticamente per aree abbastanza piccole si trova sempre una filiale di Confartigianato in tutto il Veneto. E in questo roadshow che il presidente Merletti e il segretario generale Fumagalli hanno iniziato proprio dal Veneto, lo spirito era proprio questo, quello di andare presso le territoriali, sui territori, in occasione poi delle imminenti elezioni politiche, a sentire da viva voce, da chi tutti i giorni incontra imprese, quali sono i desiderata delle imprese che ci raccontano e qual è la sintesi dei bisogni che noi abbiamo fatto e che abbiamo rappresentato al Presidente Merletti e al Segretario Fumagalli. Ecco, ma il termometro com'è in questo momento? Il termometro è che c'è una disaffezione nei confronti della politica estremamente importante, poi questa è una campagna elettorale abbastanza così sui generis, nel senso che una volta eravamo noi che facevamo delle proposte, magari alzando l'asticella a chi si candidava, chiedendo in maniera importante alcune cose. Adesso sono i rappresentanti politici che vengono e ci raccontano storie che spesso poi, se andiamo a studiarle, sono poco praticabili, perché abbiamo fatto un po' una lista della spesa rispetto a quello che loro ci propongono e vediamo che se dovessero applicare e poi rispettare questi impegni che si stanno prendendo in campagna elettorale, anziché una legge di stabilità per il 2019 di 22-24 miliardi come sono state le ultime, bisognerebbe fare un percorso che porterebbe a una spesa di 200 miliardi, capiamo bene che non è percorribile in Italia. E per cui c'è questa disaffezione nei confronti della politica e una difficoltà ben rappresentata a quello che è il rapporto con l'ente pubblico, per una stratificazione di burocrazia che ormai è diventata una cosa asfissiante e soprattutto che non ce la possiamo più permettere, non ce n'è più, voglio dire, non abbiamo più soldi per poterci permettere delle pratiche burocratiche inutili nell'era in cui, per esempio, un'informatizzazione spinta della funzione pubblica e dell'apparato pubblico sicuramente faciliterebbe anche questo rapporto fra cittadino e la pubblica amministrazione. Provo a farle un ragionamento più complessivo. Negli anni passati, parliamo ormai oggettivamente di qualche decennio fa, c'era una presenza organizzata delle organizzazioni d'impresa all'interno del Parlamento, c'era una rappresentanza politica chiara, identificata. Poi nel corso degli anni c'è sempre stata una maggiore, e dal punto di vista etico sicuramente corretta, presa di distanza. Una cosa è la rappresentanza d'impresa, altra cosa è la politica, quindi un confronto serrato, ma ciascuno con il proprio ruolo. Non è che questo però alla fin fine sia diventato un boomerang, vale a dire che la qualità della politica e la conoscenza della politica rispetto ai problemi sia venuta a mancare, per cui oggi in effetti succede questo. Poi, cioè, quando è partita la campagna politica, adesso insomma in qualche maniera si è anche un po' tranquillizzata, avete sorriso e riso a crepapelle, perché ognuno che parlava la mattina la separava più grande del concorrente e voi giustamente dite: e i conti come li facciamo tornare?
È il nostro ruolo quello, no, di fare sintesi rispetto ai bisogni dei nostri iscritti e di proporci nei confronti di chi poi ci andrà a governare, dovrà legiferare sulle nostre teste, come esperti del settore e soggetti da interpellare, e se non ci interpellano lo facciamo noi d'imperio, nel senso che questo è il nostro lavoro, è quello che svolgiamo tutti i giorni, per quell'attività di lobby, perché la parola lobby sicuramente non è una cosa negativa ma una cosa positiva. Lobby nell'accezione inglese è quello che sta in anticamera e di là c'è chi legifera e che esce e trova questa persona che lo informa rispetto a un settore, per cui è l'esperto di settore che dovrebbe collaborare nella costruzione delle leggi per far sì che quella legge sia fatta veramente a misura di chi poi viene rappresentato, perché questo è il ruolo che le associazioni di categoria... Siamo un passo più in là, colui che tutela gli interessi di una categoria, però è lecito questo. Sì, questo è lecito, è sancito da legge, ma non è una cosa negativa, è una cosa estremamente positiva, perché il lobbista sembra sia sempre indicato come una persona che lavora a favore di qualcuno e a discapito di qualche altro, invece così non è un soggetto lobbista e il rappresentante di categoria lavora per il miglioramento del benessere di tutti i territori, questa è la realtà e ciò che avviene. Il collateralismo politico degli passati, direi ormai 20 anni fa, portava far sì che se uno aveva una identità politica veniva poi facilitato, chi non aveva quell'identità politica magari veniva penalizzato. Direi che il rapporto a tutto tondo, con una equidistanza da parte di tutti, nei confronti di tutti i partiti, credo sia la soluzione migliore. Infatti nei nostri statuti è scritto che Confartigianato è un soggetto che fa dell'attività politica ma non partitica e deve stare distante in maniera uguale da tutti i partiti e rappresentare invece i bisogni e gli interessi dei propri iscritti. Però in qualche maniera questo vi fa pesare meno. Ma direi di no, ci dà anche una forza in più, nel senso che non avendo nessuno al quale dobbiamo rendere qualcosa e ringraziarlo, ci dà la possibilità di poter applaudire quando c'è da applaudire e magari tirare qualche calcio quando c'è da tirare qualche calcio in maniera serena e tranquilla, proprio per questa equidistanza nei confronti di tutti, ma invece grande vicinanza nei confronti delle imprese che noi rappresentiamo. Leggo sempre fra i dati che nel Veneto quasi il 95% delle imprese artigiane ha meno di 10 dipendenti, quindi continuiamo a parlare di aziende piccole. Ma qual è il segreto allora del miracolo del Nord-Est? Perché devo dire, a questo punto falsi profeti ce ne sono stati tanti, nel senso che veniva delineata con la crisi economica la fine di questo modello. In verità, insomma, continua a essere l'asse portante dell'economia del paese, l'azienda medio-piccola. Beh, che poi è l'asse portante di tutta Europa, perché se andiamo a guardare la parte produttiva dell'Europa che ha a che fare con la Francia, la Germania e il nord Italia, perché questa è la fascia produttiva europea, questo fenomeno è abbastanza presente con piccole percentuali di variazione in tutti questi territori, per cui è vero che nel Veneto noi abbiamo oltre il 95% di imprese sotto i 10 dipendenti, ma ciò succede anche nella Baviera e succede anche nell'Alsazia, nella Lorena, che sono le aree produttive di questo centro Europa. E questo fa sì che queste aziende siano più flessibili delle grandi aziende, che abbiano una capacità di orientamento nei confronti del mercato molto più veloce, che hanno all'interno anche la capacità di organizzarsi e riorganizzarsi in maniera importante e anche la capacità di fare rete, che è la vera novità, cioè l'impresa piccola era vista come un'impresa che era molto individualista, invece oggi affronta i mercati con di contratti di rete fra imprese magari, e le associazioni di categoria hanno favorito questo percorso delle reti, delle cooperazioni fra imprese per aggredire nuovi mercati, per creare quelle economie di scala che da sole non hanno, ma che invece mettendosi assieme diventano una forza, e una forza non solo per le imprese ma anche per i territori. Per concludere con un giudizio soddisfatto del rapporto con la Regione? Beh, la Regione Veneto ha un rapporto con noi che direi è quotidiano, su alcune leggi noi siamo chiamati proprio con quell'attività di lobby che dicevo prima, cioè nel senso di esperti del settore, e veniamo chiamati a rappresentare quelli che sono i bisogni delle nostre imprese
Molto spesso noi ci avvaliamo anche di consulenti che vengono dalle due nostre grandi università, che sono università che non hanno niente da invidiare anche le più grandi e blasonate università straniere, perché riusciamo ad avere dei professionisti che ci accompagnano e ci aiutano in questa attività di preparazione nei confronti della Regione di leggi e di provvedimenti, e le due grandi università Padova e Verona, per cui facciamo un lavoro che ha a che fare anche con approfondimenti scientifici di alcuni temi. Grazie ad Agostino Bonomo, che ricordo essere il presidente di Confartigianato del Veneto. L'abbiamo ricordato prima, il settore artigiano nella nostra regione rappresenta il 26,5% delle imprese regionali. Grazie. Grazie a voi. Alla prossima.